tonight. Mountain Mama, take me home, country road. 31 dicembre, cala la sera e si rientra a casa. Si rientra al paese natio, per l'esattezza, to the place I belong. Velocemente, prima che qualcuno abbandoni il video, Music Mania aprirà martedì sera. Il martedì mattina non credo riusciremo, dunque dalla sera del martedì 2 gennaio saremo di nuovo operativi. E dunque occasione questa per augurare un 2024 perlomeno armonioso a tutti i nostri clienti, quelli affezionati, quelli nuovi, quelli che abbiamo avuto la fortuna di incontrare in questo 2023 che sta ormai andando via. Armonia, dico armonia perché presumo che tante delle persone che avranno la pazienza, comunque la curiosità di vedere questo video siano dei musicisti, per cui quando parlo di armonia sappiamo che cosa vuol dire. Insieme alla melodia, insieme al ritmo, sono le componenti fondamentali della musica, ma l'armonia, perché quel concatenarsi delle note negli accordi eccetera eccetera, è quello che poi ci fa star bene, ci dà quel senso di pace, di gioia, di benessere, soprattutto di benessere. Ecco perché tanta armonia e soprattutto mi auguro di poter essere sempre all'altezza delle richieste, sempre nel nostro piccolo ovviamente, di potervi vedere uscire dal negozio con quell'espressione che ci piace tanto, quella gioia dopo aver acquistato uno strumento musicale, dopo aver fatto il vostro acquisto, e quello ripaga tutto. Che sarà di questo 2024 non è dato saperlo ovviamente, veniamo da un periodo ormai che è un continuum, dal 2020 e pandemia e guerre e aumento di prezzi, tutto quanto, che è stato un periodo veramente terribile che ci ha messo alla prova tutti quanti, e con tanti sacrifici, tanti rinunci, però sempre guidati dalla musica, dallo stimolo di fare meglio, di poter essere sempre in sintonia con i clienti. E chissà che il prossimo anno magari staremo qui a parlare di intelligenza artificiale nella musica. Sicuramente ne parleremo e anche lì non so che cosa si andrà a toccare. Sicuramente, per come la vedo io, poi è sempre il discorso, è sempre quello, l'utilizzo che si fa della tecnologia che avanza e che chiaramente non si potrà mai fermare. Protesteremo, diremo, la tecnologia avanza, sarà l'uso che ne faremo. Ora come ora, l'intelligenza artificiale nella musica la vedo come un buono strumento per sopperire, per avere l'ispirazione, per sopperire a quello che è la crisi dell'artista, diciamo, di fronte, o dello scrittore di fronte al foglio bianco, no? La classica situazione in cui c'è il vuoto totale, e magari l'intelligenza artificiale nella musica potrà sicuramente, anzi, servire per fare, ecco, quest'opera di sblocco nel musicista. E fin qua tutto bene, poi vedremo. Mentre ci avviciniamo alla nostra meta, ancora tantissimi auguri per questo 2004 che sta arrivando, ricco di musica, di armonia, di pace. Sembrerebbe quasi banale dire di pace, ma direi che oggi più che mai è cosa buona e giusta dire di pace. Buon 2024 da tutti noi.